Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal Cumendone veneziano, siamo su PES 2013 ragazzi, adesso inizia una serie di partite incredibili, la prima è Milan-Juventus, poi c'è la Roma e l'Inter e il Napoli ragazzi, quindi veramente qua si decide la prima parte del campionato. Comunque adesso Milan-Juventus, speriamo bene ragazzi, voglio vincere contro la Juve e fare un gol come ragazzi, Milan-Juve, partita importantissima. Vai! San Siro, tutto esaurito, vai ragazzi. I tifosi del Milan sono pronti a festeggiare la vittoria perché dobbiamo assolutamente vincere. Vai Comendone, il Comendone parte bene, il Comendone prova il tiro, Buffon, Balotelli! E c'è il gol del Milan subito, 1-0, Super Mario. Marchisio, Pogba, Loriente, Vidal, Giovinco, Vidal, ancora per Giovinco, per Loriente, pareggio della Juve, incredibile. Subito 1-1, cagarda. Dormita di Gabriel, che cazzo di portiere abbiamo, Dio santo. Recuperano i rossoneri. Comendone, vai Come, il Comendone, ributtamela in mezzo, vai Elsha, niente da fare. Ancora 2 di recupero e poi è finita ragazzi. Il Comendone con il cuore la recupera, grandissimo. Vai, passala che sei una pippa. Buttala in mezzo, Niang, buttala in mezzo, qualcuno buttatela in mezzo, cazzo! Ma vaffanculo. Ragazzi, secondo tempo, primo tempo veramente disastroso. Lei è dura, raga, lei è molto dura. Insigne. Per Cannavaro. Per Zemaili. Insigne. Dai, ragazzi, dai. Oh, Ozzo. E la dobbiamo vincere questa però, se no perdiamo altri punti dalle prime posizioni. Vai Comendone. Bravissimo per il Balo. Grande Balo. Buttala su, ma passamela subito, madonna. Vai Comendone. Occhio per Montoliva, buono. Vai Balo, tira e c'è il gol del Milan! Niang, 1-0. Grandissimi ragazzi, bella azione questa. Anche se non segna il Comendone, il Milan ha tanti attaccanti, molto bene. Cannavaro. Hamsik. Attenzione a Marek per Cavani. Attenzione, esce Veneziano, incredibile. Abbiamo vinto, però vaffanculo Allegri mi ha sostituito, vabbè. Buona vittoria, comunque questa è molto importante, col Napoli. Andiamo alla classifica. Siamo terzi a 3 punti dall'Udinese che sta facendo un campionato. Ragazzi, il pallone d'oro l'ha vinto ancora Hazard. Ragazzi, siamo contro la Roma adesso, mamma mia, è proprio partite tutte difficili adesso, ragazzi. Il Comendone non segna da 2 giornate, però la cosa non è positiva. Vai ragazzi, andiamo a vincere all'Olimpico. Totti, Munoz, Romagnoli, Mihailovic, Taxidis, Eric Lamela. Sentite i cori per la Roma. Taxidis, Pjanic, per Eric Lamela, Ericone, gol della Roma. Pazzesco gol della Roma, grandissimo Lamela. Incredibile. Lamela, Pjanic.
Ancora per la mela, la mela, la mela, la mela. 2-0. 2-0 Roma. Incredibile ragazzi, incredibile. Ragazzi, un Milan disastroso oggi purtroppo, eh? Mamma mia. E il commendone fuori, c'è il derby allo stadio San Siro. Ragazzi, dobbiamo assolutamente vincere il derby, siamo già lontani dai primi posti in classifica. Stagione difficile per l'AC Milan di Milano. Vai! E poi dopo il 4-0 che ho subito con Real Madrid l'altro anno voglio riscattarmi contro l'Internazionale. Dai ragazzi, dai. Questo derby non lo possiamo non vincere. Ma il commendone è bravissimo, invece no. Icardi. Né vodka né Bacardi, solo ubriachi di Icardi. Deve essere così il coro per Icardi, che ieri ha anche segnato contro la Juve. E non parliamo del Milan per favore, perché silenzio stampa facciamo proprio cagare purtroppo. Ma lo sapevamo. Cerchiamo almeno di vincere su PES, dai. Vai commendone, il commendone scivola, vuole essere assolutamente nel derby, tantissimi veramente cori razzisti per il commendone perché è biondo da parte degli interisti che sanno che è un milanista doc. Attenzione il commendone, che gol! Primo gol del derby, gol del commento veneziano, un gol inaspettato, grandissimo gol, capolavoro ragazzi, capolavoro, un tuffo strepitoso. Inter 0, Milan 1 e vaffanculo anche. Grande AC Milan, grande AC Milan. Dai che lo voglio vincere il derby. Cambieso, David Luiz. Cambieso. Dai ragazzi, che sto derby è nostro. Dai che sto derby è nostro. Grande commendone. E il Milan se ne va. Il Milan se ne va. Il Milan sembra più in forma finalmente. Dai. Mettila in mezzo. Il commentatore di testa ancora fuori. Porca mignotta. Bravi ragazzi. E ancora il commendone quando vede l'Inter ragazzi si gasa, se ha la maglia del Milan. Vai commendone. Vai commendissimo. Vai commendissimo. Ah, Jonathan recupera. Ranocchia. Si recupera Jonathan è grave ragazzi. Alberno. Bravo. Il comandone prova un tiro. Mandanovic c'è. Dai che roba nostra. Dai che l'Inter non è in forma oggi. C'è andata anche bene. E vai per Escia. Dai Escia, ma recupera ancora l'Inter. Ma ancora Milan. Only Milan. Only Milan. Escia sbaglia tutto. Juan Jesus recupera. Kovacic. Il Kova. Per Icardi. No, Icardi c'è il gol dell'Inter. Al primo tiro. Pazzesco ragazzi. Pazzesco. 1-1. Vaffanculo, 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 vaffanculo. No, sono in fuorigioco. Ma porca mignotta. Dai, buttala in mezzo. Dai che sono solo. Dai che sono solo Balotelli. Anche Balotelli molto fischiato in questo derby. Balotelli, mamma mia. Fine primo tempo, ma va a cagare, va.
Male ragazzi, non possiamo non vincere anche questa. Attenzione, un corridoio. No, sbaglia il passaggio il veneziano. Ma il veneziano recupera con un cuore grande grande, anche con un pacco grande grande, ma niente da fare. David Luiz. Cambiaso. Alborno. Incredibile. Il comandone fa un bel numero, il comandone se ne va. E il comandone poi sbaglia, ma porca va, ecco, fallo, vaffanbrodo. Il veneziano recupera ancora sui cardi, anche Kakura però, Cioè, culo nerazzurro oggi perché non ha fatto un cazzo, sono che 1-1. Un tiro o un gol hanno fatto. Beh, no, sono nervoso adesso. Dai ragazzi, non possiamo non vincere anche questa altrimenti che ha se ne va. Il comandone prova il tiro, Andanovic, grande parata. 61esimo, i minuti scorrono veloci. Serve un colpo di genio. No, ma no, indietro, handicappati. Passala, passala, che siete delle pippe. Passala, coglione, passala, handicappato. Madonna, che nervi. Ecco, persa la palla. Bravi ragazzi, bravi. Cambiasus. Pereira. Kovacic. Vai contropiede, dai, bella custode che ci arrivo. Dai che ci arrivo, passala. Bravissimo. Ma vai a cagare, Balotelli, ma che tiro è? Cicciarito per Cambiasso. Niente da fare ragazzi, niente da fare. Passa la porca puttana! Niente, cioè non si può giocare con una squadra così scarsa però, Cagare, va. Dai, rinvia. Dai, come nell'ultima chance. Non perderla, ma non passarvela così. Che scandali. Vai Balo, bravo Balo, che ha fatto il miracolo il Balo. Dai, l'ultimo respiro più bello, vincere un derby all'ultimo respiro. Sì, bel tiro di merda. Pereira, niente da fare, 1-1. Lo scudetto è duro adesso, Ragazzi, il primo tempo incredibile, è meglio a non caricarlo sul canale. Il primo tempo di Milan-Sampdoria ha preso 4 pali. Cioè, bestemmie in serbo-croato devastanti. Secondo tempo. Non ho parole, è una sfiga, ragazzi. 4 pali, di cui 3 del comandone, Dai, per favore. Per piacere andiamo a vincerla. Per piacere andiamo a vincerla. Siamo ancora 0-0, è incredibile. Niente da fare. Prova per vie centrali, ma recupera la Sampdoria. Mi manca il Chelsea, ragazzi. Mi manca il Chelsea. No, il primo tiro, per favore. Mamma che rischiata, però. Rossini. Ci avete rotto il cazzo. Il comandone recupera molto bene. Bravo veneziano. Il veneziano si invola. Ancora un errore. Palombo. Grande Escia. Dai comandone, devi correre. Niente da fare. Fallo. Che campionato di merda. Vai venezianone. Troppi problemi abbiamo, dai, passala subito. Vabbè, meno male, gol del Milan, Niang.
Dai, che forse che abbiamo visto sta qua. Sta segnando poco il Comendone, però non è in gran forma. Sfiga e non, è una forma non incredibile. Ma lasciami andare avanti. Ma Cristo santo. Poli. Vai Comendone. Ma vaffanculo, ma va a cagare. No ragazzi, scusate, sono un po' nervoso perché non me ne gira una giusta. 3 pali presi nel primo tempo, ragazzi. Cioè. Comendone prova il tiro della disperazione fuori. Ah, male, un Comendone che forse sente la pressione di giocare nel Milan da stella incredibile. Boh. Dai, buttala su, fammi fare un gol, Dio santen. Poli. Obiang. Poli. Dai che roba nostra, oh! Ah, Dio, Abate, che cazzo fai? Ecco, mamma mia. Dai, buttala su. Vai, Comendone che è tua! E c'è un Eurogol del Comendone di testa. Che gollazzo, vaffanbrodo. Grande De Sciglio. Dio mio. Grandissimo gol del Comendone, meno male, è importante segnare sempre. 2-0. È che forse mi sono sbloccato col gol all'Inter alla Sampdoria. 2 gol di testa. Sto segnando molto di testa. Ragazzi, ottimo 2-0 contro Sassuolo, Alberto Braglia, questa dobbiamo vincere assolutamente. E senza problemi. Vai ragazzi. Vai Milan. Missiroli. Recupera bene la C Milan. Vai Comendone. Involati veneziano. Comendone bravi. Ah, subito. Potevo sbloccare la situazione. Vai Comendone che Sassuolo, te prego, insomma, se con tutto il rispetto lo possiamo battere. Sassuolo c'è l'1-0. Dopo 9 minuti il Comendone porta in vantaggio il Milan, grande veneziano. Ragazzi, come skills ho 99, quindi sono vicino ai 100. Un Comendone devastante. Dai, lanciami, bravo Escia. Dai che siamo scatenati. Dai che con Sassuolo vinciamo. Ed è ancora il Comendone doppietta. Doppietta comendiana. Il Comendone è tornato, Attenzione, scusate, sto guardando Fiorentina-Cagliari. Gomez si è mangiato un gol a porta vuota, però forse si è fatto male, oddio. Forse Gomez si è fatto male. Scusate se sono un attimo nel calcio vero, ma vedo Gomez veramente distrutto, Pareto. Spero di no, cazzo. Gli ha montato sopra però il portiere. Porca mignotta, forse rischia, qua Marietto Gomez. Sì, sto parlando d'altro perché comunque con Sassuolo è vittoria, cioè. Ma vediamo. Ah, grazie, gli ha montato sopra teoricamente. Se la Fiorentina perde Gomez, so cazzi, Anche perché un infortunio così al ginocchio, e che purtroppo non sento perché il volume è il minimo.
Bravo, dai comandone per la tripletta. Tripletta. Ciao, ciao Sassuolo. Ciao Sas. Ciao Sas. Ottimo 3-0. Vediamo se Gomez ce la fa. Si è fatto male. Si è fatto male Marietto. Porca troia. Vai il comandante, prova il tiro da fuori. Sì, si è fatto male Gomez, si incazza. Mi dispiace per Gomez, speriamo non sia niente di grave. Vabbè, concentriamoci di nuovo su Sassuolo Milan. Comunque un 3-0 ragazzi, veramente tranquillo. Un triplettone veneziano, ma con Sassuolo lo sapevo, insomma, c'era chiaro perché... Mamma mia per poco, dai che voglio fare il poker. Triplettone a veneziana e si gol, che forse arriva il quarto gol. Attenzione! Mamma mia, che cagata del portiere. Buono. Milan-Parma. E dobbiamo continuare la nostra cavalcata. Siamo in rimonta, siamo a 4 punti dalla Juve, che ha superato l'Udinese. L'Udinese ha perso 2 partite consecutive, forse l'Udinese... Basta, ha finito il suo magic moment, ma andiamo. Il comandone ha fatto 5 gol. In 3 partite è tornato finalmente. Non deve più fermarsi però, eh. Vai Escia. Escia sono qua. Bravo Escia. Ah, mi ha fermato all'ultimo. Che sfiga. Dai Milan, dai AC Milan di Milano. Dai AC Milan di Milano. Ma mettila in mezzo, stronzoide. Vai Milan, bisogna vincere anche questa, cazzo, non c'è storia. Bravo Comendone, invece no, Coda recupera. Ma dopo recupera il Comendone con una classe incredibile, con un cuore pazzesco. Tira Comendone, no! E c'è il gol del Milan. Grande Niang. Però devo segnare io, voglio essere il nuovo Andriy Shevchenko, cazzo. Comunque 1-0, questo è l'importante. Dobbiamo vincere lo scudo. Vai. Preso in fuorigioco. Bravissimo. Bravissimo. Questo deve essere gol. E questo deve essere gol. Ed è gol. Sentenza veneziana. 6 gol in 4 partite. Il Comendone è veramente tornato. Grande Milan. Gobbi. Portiere. Mamma Belfodile c'è il... Bravo Comendone. E c'è il gol del Comendone. Momento magico ragazzi. Magic moment. Magic moment veneziano. Gobbi. Valdes. Parolo. Grandi ragazzi.
Ancora il Comendone si invola, il Comendone si invola, il Comendone si invola. Calcio d'angolo. E c'è il gol del Comendone. E c'è il gol del Comendone. 2 triplette consecutive. Un Milan perfetto. Ci siamo svegliati finalmente, ragazzi. Buono ragazzi, veramente una stagione sta andando veramente molto bene adesso, dopo delle partite un po' schifose con Juventus e Roma. Siamo primi in classifica capocannonieri, però siamo là con Lamela e Cavani. E niente raga, dai, adesso speriamo di fare bene il campionato. L'obiettivo sarebbe vincere il campionato, Champions e Coppa Italia, fare un bel triplete, ma la vedo dura con questa squadra, noi ci proviamo. Ma per il momento è tutto regolare. Raga, un saluto dal Comendone veneziano. Ciao! Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.